siamo nel cantiere SIRF 1338 che prevede il ripristino funzionale del rio già storto e al contempo la messa in sicurezza delle sponde con il recupero del legname pericolante. L'intervento prevede anche la realizzazione di una savanella al fine di ripristinare una sezione del flusso. Come si può vedere, si procede al taglio delle piante pericolanti che cadrebbero appunto in seno all'albero. Le piante poi vengono allestite e vengono accatastate a bordo strada per venire poi raccolte e rese commerciabili e fruibili all'ente proprietario, sia la regola di San Nicolò e la regola di Costa.